Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questa nuova partita. Oggi andiamo a commentare questa partita fra José Capablanca col bianco e il suo avversario Scott, una partita del lontano 1919, ma ricordati che queste sono didatticamente le partite migliori. Eh sì, perché una volta non c'erano i computer e quindi i piani all'interno di queste partite sono ben visibili, si capisce bene e non ci sono mosse troppo incomprensibili per noi comuni mortali. Andiamo a vedere qual è stato l'ordine di mosse. D4, D5, C4, C6, difesa slava, la mia preferita, cavallo F3, cavallo F6, E3, E6, semislava, cavallo B va in D2, cavallo in B D7, fin qui tutto ok, il nero ha creato il suo bellissimo cuneo di pedoni e il bianco invece probabilmente sta impostando una sorta di colle Zukertort dove praticamente l'alfiere bianco andrà in D3 e l'alfiere camposcuro andrà in B2, anche perché bisogna sempre trovare una buona collocazione per i propri alfieri, dato che sono pezzi veramente importanti. Alfiere D3, alfiere D6, una posizione abbastanza speculare, l'unica cosa che c'è di diverso è questo pedone del bianco che anziché essere in C3 si trova in C4. Arrocco corto, tutto speculare. Adesso però è il momento di spingere. Spinta in E4. Tieni conto che in questo tipo di sistema, in genere sistema Cole, sistema di Londra, eccetera, la spinta tematica E4 c'è sempre, con l'idea che se il nero non prende dei provvedimenti, ti spingo su E5 e ho praticamente due pezzi sotto tiro con un solo pedone. Quindi E4 è la mossa assolutamente da fare. Il 21 di agosto inizierei a giocare a scacchi in maniera differente. Se io fossi in te mi farei trovare libero. E ora il pedone devi prendere su E4. Oddio, potrebbe prendere anche su C4 minacciando l'alfiere, ma sicuramente su E4 è tanto meglio. Cavallo per E4 e ora cavallo per E4, alfiere per E4 e ci si ritrova in questa situazione. Con cavallo F6 il nero è riuscito a avere un pochettino più di aria all'interno del proprio schieramento e a minacciare allo stesso tempo questo alfiere. Questo alfiere ovviamente deve rimanere lungo questa diagonale perché il suo compito sarà poi quello di attaccare su H7 coordinato col cavallo, con la donna o con una torre. Ci sono qui le classiche manovre, cavallo G5, donna H5, torre 1, E3, H3. Chiaramente tutto deve essere permesso, eventualmente dato che uno dei più grandi difensori, aspetta togliamo un po' di colore, se no, uno dei più grandi difensori dell'arrocco è proprio il cavallo, un'idea possibile può essere quella di togliere questo cavallo con proprio lo scambio dell'alfiere per il cavallo in modo tale da avere poi la possibilità di manovrare in tutta tranquillità. Ora però il problema è del nero. Il problema è del nero che deve risolvere questo problema di questo alfiere, che si chiama alfiere cattivo. Perché? Perché non ha essenzialmente alcun tipo di sbocco. Perciò B6 è una buona idea e questo alfiere potrà essere sviluppato sia in B7, con l'idea in futuro di spingere in C5 e quindi avere una lunghissima diagonale disponibile, oppure l'altra idea è quello di spingere, di spingere, il termine spinta è utilizzato più per i pedoni, quello di muovere l'alfiere su A6 in modo tale da fare pressione su questo pedone e costringendo il bianco a prendere provvedimenti, per esempio con spinte come B3. Donna di 3, anche questa è una classica mossa, si è creata quella che si chiama una batteria di alfiere più donna che vanno a creare una minaccia di matto. Ora un semplice piano d'azione può essere semplicemente, come ti dicevo prima, alfiere G5, F6, una volta che questo cavallo F6 non ci sarà più, allora sì che ci sarà veramente questo attacco di matto su H7. H6 per prevenire ogni tipo di attacco, in realtà H6 non ha prevenuto nulla perché la casa H7 è sempre disponibile per la donna e per l'alfiere. Chiaramente il bianco deve essere molto bravo a gestire il tutto. Tra l'altro questa spinta H6 favorisce in futuro sacrifici su H6. B3 cosa fa capire? Che probabilmente questo alfiere
Camposcuro verrà sviluppato in fianchetto. Donna in E7, alfiere in B2, torre di 8. Ok, la posizione è abbastanza pari. Un'altra possibilità, ti faccio vedere, è quella per il nero, anziché spostare la torre, è quella di giocare alfiere a 3. Una mossa carina che permette di alleggerire un pochettino la situazione. Poi la partita potrebbe continuare con cavallo E5, alfiere B7 e siamo tutti felici e contenti. Chiaramente il bianco sta comunque bene, ma il nero se non altro è riuscito a sbarazzarsi di un alfiere, che è tanta roba, soprattutto in fase d'attacco. Vabbè, torre di 8, torre in A va in D1, alfiere B7, torre in F va in E1, le torri sono posizionate su colonne centrali, torre in A va in C8 e adesso cavallo in H4. Ok, attenzione che questo è quello che si chiama un pezzo sospeso, cioè questo cavallo è in preda di attacchi, di scoperta da parte del nero e non è difeso, quindi bisogna portare particolare attenzione a questi pezzi qui. Vediamo un pochettino che idee ha Capablanca e perché ha fatto questa mossa. B8 con l'idea di dare più forza alla propria torre. G3. Ok, G3 è mossa interessante. Probabilmente con G3 si vuole andare a scongiurare ogni possibile batteria su H2. Re in F8. L'idea di giocare C5 non funziona perché c'è D5 che è molto forte per il bianco. Ok, quindi diciamo il re va in F8, continuiamo a vedere come è andata la partita. Donna in F3, Capablanca sta organizzando un attacco, sappiamo che era infermabile quando realizzava dei piani. Re G8, mossa d'attesa. Cavallo F5, iniziano ad esserci delle serie minacce, si minaccia la donna, ovviamente non si può catturare il pedone altrimenti con la torre si perde la donna e allo stesso tempo c'è anche la possibilità di sacrifici su uno di questi punti. La donna si sposta e va in C7 e giustamente ora non minaccia nulla, quindi la spinta G3 è stata preventiva ma ben calcolata. È il momento ora del tatticismo. Cavallo per H6, sacrificio. Ora se il nero cattura questo pedone, semplicemente perde questo cavallo. Noi non solo abbiamo guadagnato un pedone, probabilmente ne guadagneremo due, ma abbiamo guadagnato il pedone dell'arrocco che è fondamentale. Re in F8, perché qui semplicemente il nero non può giocare C5, a parte che ora è scacco, ecco. Però non può comunque giocare C5 poiché segue sempre la spinta D5. Ora comunque il bianco gioca la spinta D5, questa spinta ha lo scopo di chiudere la possibilità, chiudere tutte le linee al proprio avversario in modo tale da rilegare tutti i pezzi del nero all'inutilità più totale. C per D5 va bene, sacrificio di un pedone va bene e adesso ci sono praticamente tutti i pezzi del bianco che sono attivi in un attacco. Alfiere per F6, G per F6, donna per F6. Ok, attualmente non ci sono attacchi di matto, l'unica minaccia è donna in F7, ma a questo punto è tenuto dalla donna. Si può pensare ad uno scacco di questo tipo, il re però sembra avere una via di fuga. Vediamo come riesce ad organizzare l'attacco, come riesce a continuare l'attacco Capablanca. Re in E8, attenzione come si continua adesso e adesso bisogna martellare. Torre per E6, sacrificio di torre, pedone per, donna per E6 scacco, il re deve tornare in F8 e su donna F6 viene il nero dichiara l'abbandono. Perché? Perché ora l'unica possibilità per quanto riguarda il nero è o interporre la donna, ma in quel caso si perde subito. Dato che a est non può andare, è costretto ad andare ad ovest,
ma qui segue semplicemente torre in E1. E su torre E1 che cosa succede? Niente, che questo re è costretto ad andare in D7 e ora semplicemente c'è il matto con torre in E7, oppure se vuoi un matto più elegante lo possiamo fare anche con alfiere F5. Incredibile. Quindi è stata una partita assolutamente lineare, non c'è stato nulla di stratosferico, semplicemente riguardiamo velocemente, il bianco ha creato una batteria su H7, ha organizzato il proprio esercito, ha giocato G3 per scongiurare tutti gli attacchi del nero e quando si è preparato in questo modo, a questo punto vari sacrifici, tatticismi e via. Il bianco è riuscito ad avvicinarsi nella zona dell'arrocco avversario e alla fine, con un altro sacrificio bellissimo di torre, è riuscito ad aggiudicarsi la partita. Grandissima partita come sempre. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto. Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!